Autorità, colleghi, signore e signori, sono lieto di aprire nell'Aula Magna questo convegno che è dedicato ai 63 anni dello Statuto di Autonomia Speciale della Regione Siciliana. Il convegno che noi oggi qui facciamo nell'Università di Messina ha in contemporanea, o pressoché in contemporanea, ecco è arrivato. Ci sono presenti qui 2 deputati, non vorrei che foste 3, non me ne sono accorto, no, 2 deputati dell'Assemblea regionale siciliana che io ringrazio, l'onorevole Corona e l'onorevole Romano, per essere qui presenti, e la Presidenza della Regione siciliana ha voluto che le 4 università siciliane dedicassero un convegno, cosa che è stata ben accolta dagli atenei, e oggi credo che in contemporanea ci sia lo stesso convegno all'Università di Catania e altrettanto mi è stato detto dall'Università Core di Enna e di Palermo. Perché oggi il convegno sulla 63 anni? Perché il preside Romano e il preside Pannacolatori mi hanno insegnato, perché il rettore non è che sa tutto, ecco, mi hanno insegnato che il 15 maggio del 46 è stato approvato lo statuto la cui copia originale è il frontespizio del convegno, della brochure che oggi è dedicata a questo convegno. Uno statuto di autonomia speciale che ha conosciuto anche negli ultimi anni, io non vorrei dire delle cose che poi anche momenti di esaltazione ma anche momenti di dibattito anche nel Paese. L'ultima cosa è stata detta avantieri, perché è stata una settimana densa di eventi, questa dell'Università di Messina, a proposito dell'area metropolitana dello Stretto e a proposito del fatto che ci vorrebbe un accordo tra 2 regioni, appunto la Sicilia e la Calabria, reso in qualche modo difficoltoso, ci ha detto il professore Giovanni Moschella, dal fatto che la regione Sicilia sia a statuto speciale e invece la regione Calabria no. Tant'è che l'autonomia speciale di cui gode la regione Sicilia è considerata però sempre stata rivendicata come una grande opportunità. Poi non sta a me dire se questa opportunità è stata, diciamo, appieno raccolta o meno. Comunque certamente il Parlamento siciliano è una istituzione molto antica e molto importante e i consiglieri regionali della Sicilia, proprio in virtù di questo, sono deputati a tutti gli effetti, cosa che non mi pare risulti per le altre regioni. Così. Quindi è evidente che la Sicilia goda appunto di caratteristiche molto speciali. Il convegno si articola, poi daremo la parola il convegno si articola con 4 relazioni, quella del preside della Facoltà di Scienze Politiche, il professor Andrea Romano, che è ordinario di Storia delle istituzioni politiche e giuridiche, tra storia e necessità politica, genesi e realtà dello Statuto siciliano. Sempre dalla Facoltà di Scienze Politiche, il professor Alberto Russo, ordinario di Diritto Costituzionale Comparato, che parla delle prospettive dell'autonomia speciale alla luce delle recenti riforme costituzionali. Mi sembrano tutti temi di una importanza, lo dico io, che diciamo per appartenenza disciplinare potrei apparire lontano, ma credo che siano di un'attualità anche straordinaria. E quindi è questo un motivo per cui questo 63esimo anniversario si colloca in una fase del Paese, oltre che della Sicilia, estremamente importante, le cui implicazioni non sono ancora a noi cittadini italiani tutte perfettamente chiare. Poi il preside della Facoltà di Economia, professor Luigi Ferlazzo Natori, che è ordinario di diritto tributario,
Ci parlerà di un tema anche questo di straordinaria attualità: federalismo fiscale e autonomia speciale. Quali mutamenti per la Sicilia? Ci aspettiamo da lui delle risposte, o comunque delle possibili risposte, che appunto dal mondo del sapere, dal mondo degli studi, possa essere consegnato alla società e in primo luogo alla Regione siciliana come istituzione politica e di governo. E poi ci sarà la relazione del professor Gregorio Monreal, che è ordinario di storia del diritto e delle istituzioni, già rettore dell'Università di Navarra e deputato al Parlamento Costituente Nazionale, parlamentare alla Navarra. Navarra rientra nell'ambito, non è un caso, a parte l'autorevolezza del relatore, che sarà però per esigenze proprio logistiche, anche per i tempi stretti, ha inviato la sua relazione. La Navarra rientra in quella provincia basca, in quell'ambito di provincia basca che insieme alla Catalogna, diciamo, rappresentano un po' uno degli ambiti di autonomia. Devo anche dire una cosa che riguarda le università, vi chiedo scusa ma ci sono dei docenti universitari, noi abbiamo un rapporto forte con Córdoba, anche questo vede la presenza del professore Andrea Romano, e per esempio il finanziamento di Córdoba e quindi di tutte le università dell'Andalusia passa attraverso delle università, passa attraverso lo Stato, ma passa anche attraverso la regione andalusa. Quindi noi siamo anche come università, non dico preoccupati, ma guardiamo a questa sorta di federalismo o, se volete, a questa, come dire, ridisegno dell'autonomia della regione siciliana con qualche attenzione, con qualche curiosità, nel senso di sapere che il sistema universitario, che per definizione non è materia, è una materia a carattere nazionale, non può essere certo a carattere federale, però certamente tutto questo avrà probabilmente qualche implicazione nel nostro sistema. Parlerà del concerto economico come strumento di autonomia il professor Monreal e di responsabilità, l'esperienza basca e navarra. Il presidente della regione siciliana, onorevole Lombardo, e il suo ufficio del cerimoniale hanno chiesto che queste relazioni possano essere di Messina, di Catania e delle altre sedi, forse lo dirà l'onorevole Romano, siano, come dire, pubblicate. Io quindi credo che poche relazioni, quindi anche con un tempo contenuto, ma sicuramente di grandissimo rilievo, e qua posso dire anche a carattere internazionale, per dare qualche risposta, se non proprio tutte le risposte. Qui bisogna sempre rendersi conto di una cosa, che è quella che è la nostra concezione. Il mondo degli studi abbraccia tutti i campi dello scibile umano e ha il dovere di consegnare alla società le sue riflessioni. La società politica, la società civile, la società delle istituzioni valuterà nella sua autonomia quelle suggerimenti, quelle proposte, ma più che suggerimenti sono riflessioni di studio, e le valorizzerà, le modificherà, le integrerà. Questo dovrebbe essere il rapporto corretto tra università, almeno nel mio modestissimo parere, tra l'università e la società nella quale l'università è inserita. Credo che l'università possa offrire spunti importanti come servizi. Credo che questo sia una peculiarità. A tutte le realtà, io vedo qui appunto rappresentanti delle nostre forze armate e anche dell'Arma dei Carabinieri, e a tutte le realtà che fronteggiano oggi situazioni anche inedite, almeno per quella che era la nostra, come dire, complessiva storia. Ecco, tutte le situazioni, quello che è importante